Preoccupato? No. Auguri e mi salutino Fini e Alfano. Il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con ironia la fuoriuscita dei 6 parlamentari veneti della Lega che hanno lasciato il carroccio per seguire Flavio Tosi. Quella di Luca Zaia è reputata una candidatura forte che conta su un ampio consenso conquistato giorno per giorno attraverso un'attività di governo della regione di cui in casa Lega si esaltano i risultati. Intanto il Movimento 5 Stelle continua una campagna elettorale basata sulla lotta alla corruzione da Roma a Venezia. Il pacchetto anticorruzione a prima firma Cappelletti, che è un senatore di Vicenza del Movimento 5 Stelle, questo pacchetto anticorruzione verrà portato in Veneto. Lo faremo subito, sarà uno tra i primissimi atti del nostro governo, quindi è finita l'epoca e l'era delle tangenti e delle mangiatoie per i politici corrotti, perché adesso arriviamo noi. Sul fronte centro-sinistra è stata la giornata di Veneto Nuovo, la lista civica di sinistra e ambientalista a sostegno della candidatura di Alessandra Moretti, nata dalla scissione tra Rifondazione Comunista, che correrà con lo slogan Altro Veneto ora possiamo, e per l'appunto il nuovo soggetto Sinistra Veneta, che si presenterà con i Verdi e SEL a sostegno dell'esponente del Partito Democratico. Tra i punti programmatici condivisi con il PD, il reddito sociale e il sostegno ad una politica industriale di rilancio della manifattura e di contrasto alle delocalizzazioni.